Forest, direttore di Caritas Diocesana Vittorio Veneto. Papa Francesco, un papa particolarmente vicino agli ultimi, alle periferie. Sì, ho visto anche i giornali di oggi che intitolano proprio con questa caratteristica Papa Francesco, il Papa degli ultimi. Del resto, fin dai primi momenti del suo pontificato ha sottolineato proprio questa opzione preferenziale per i poveri, che ha anche sottolineato in Evangelii Gaudium, il documento programmatico del suo pontificato. Poi l'abbiamo imparato a riconoscere anche dai numerosi segni che ha posto per evitare la globalizzazione dell'indifferenza, la cultura dello scarto. Ricordiamo anche le sue encicliche Laudato Si, Fratelli Tutti, nelle quali ha sottolineato in modo fondamentale la necessità di ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri e vivere quella fraternità universale della famiglia umana. Insomma, un Papa che ha sottolineato molto questa dimensione di prossimità e l'ha richiamata anche alla Caritas, a Caritas Italiana, in occasione dei 50 anni della sua fondazione nel 2021, dove indicava proprio la via degli ultimi, la via del Vangelo, la via della creatività come modalità di attenzione ai poveri e ai sofferenti di questo tempo. Ecco, attenzione agli ultimi, ma attenzione anche alle tematiche ambientali e alla sostenibilità. Sì, proprio in Laudato Si il Papa conia quell'espressione che oggi a 10 anni di distanza è diventata ormai famosa, l'ecologia integrale, dove dice appunto che siamo tutti parte di una casa comune dove tutto è connesso, e l'acquisizione di Papa Francesco è proprio quella di sottolineare la dimensione fondamentale che lega insieme il creato, i poveri, gli uomini, ogni aspetto della casa comune. Ecologia integrale proprio per questo, perché non è soltanto un ambientalismo, ma è una visione di società, di relazioni che possiamo vivere in modo evangelico, cristiano e per questo profondamente umano, riconoscendo appunto che proprio chi patisce di più la crisi ambientale e anche i problemi sociali sono proprio quei poveri a cui va data la prima attenzione. Papa Francesco vicino anche alle settimane sociali, lo ricordiamo lo scorso anno a Trieste. Sì, Papa Francesco ha assistito a diverse settimane sociali, in particolare il suo impulso, quello dato dai Evangelii Gaudium, ne ha accompagnate 3. Quella del 2017 a Cagliari sul lavoro libero, creativo, partecipativo, solidale, quella di Taranto, ispirata da Laudato Si nel 2021 proprio sul tema dell'ecologia integrale, e poi l'ultima a Trieste dove è stato anche presente, l'ultima nell'estate scorsa dove eravamo anche noi con la Tenda TV, abbiamo anche alcune istantanee di quegli incontri dove ci ha ricordato al cuore della democrazia il senso della partecipazione per il bene comune. Proprio anche a livello diocesano di settimane sociali, le ultime dalla 20ª edizione in poi le abbiamo proprio dedicate al Magistero di Papa Francesco, così fecondo nell'ambito sociale. Il numero 177 di Evangelii Gaudium ci ricorda che il Kerygma, cioè l'annuncio della fede cristiana, ha un contenuto ineludibilmente sociale. E così, proprio ispirandoci a questi suoi documenti fondamentali, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, abbiamo anche pensato le ultime 3 edizioni della settimana sociale diocesana. Qual è il tratto di Papa Francesco che ricorderai con particolare gioia? Ma io ero presente come tutti, penso, no? Collegati nei vari mezzi di comunicazione quella sera in cui Papa Francesco è stato eletto, il 13 marzo 2013, e ci conquistò tutti quella espressione così spontanea: buonasera, fratelli e sorelle, buonasera. E già da quelle parole l'idea di un Papa che non sta sopra, ma è in mezzo al suo popolo, come poi tante volte lui stesso ha ricordato, il pastore con l'odore delle pecore che sta davanti, in mezzo, dietro al suo popolo, in questa chiesa che è ospedale da campo. Ecco, tutte espressioni che ci dicono quella prossimità che Papa Francesco prima di predicare ha vissuto, cercando di farsi, come titolo del Papa, servo dei servi di Dio, ma non nei titoli altisonanti, quanto piuttosto nel desiderio di una ordinaria quotidianità, ma proprio in quella ordinaria quotidianità in cui nel volto del fratello è possibile incontrare Cristo.